Cambio ruota e cambio sulk effettuato per i cavalli numero 2 e numero 4. Leggevamo il campo partente, Lenoir Treb, Andrea Sessa, 2 Coschive, Antonio Vitello, 3 Felicity AV, Rossi Michela, il 4 è Ghost Gun con Giuseppe Leanza, il 5 Drop Jet con Nicola Del Rosso, 6 Farida Rab, Carlotta D'Agostino, seconda fila, 7 per Futurama con Lucio Curato, 8 Fireplay Fox con Leonardo Vastano, 9 Furia Light, Francesca Consoli, 10 Fior di Ligi, Massimiliano Michelotto. L'allineamento si è andato a completare, qualche cavallo discosto rispetto allo start. Ora la macchina allunga e si parte. È di galoppo Felicity AV, prova a mettersi davanti a tutti i Ghost Gun, ma a difendere la corda Lenoir Treb. E Lenoir Treb sembra riuscire nella sua operazione, mentre invece anche Ghost Gun confonde la camminata e va di galoppo, quindi davanti a tutti a Lenoir Treb. Poi abbiamo Coschive, poi abbiamo Futurama in terza posizione della corda, è rimasto a destra invece Fior di Ligi che già prova a presentarsi dopo 300 metri. Molto determinata l'azione di Fior di Ligi, e Fior di Ligi quando siamo a 350 metri dal via è già davanti a tutti. Massimiliano Michelotto è riuscito a mettere in prima posizione il suo allievo che partiva dal numero 10, 28,9 alla spesa per questi 400 metri, e Fior di Ligi conduce con davanti a Lenoir Treb, Andrea Sessa lo segue, in terza posizione abbiamo Coschive e Antonio Vitiello, 600 metri 44,5, è già in controllo Massimiliano Michelotto. Futurama in quarta posizione, adesso Nicola Del Rosso incomincia a farsi vivo a destra con Drop Jet, dietro Drop Jet si segue Furia Light e arriviamo a 1,003 agli 800 metri. Le posizioni sono definite, ancora di galoppo Ghost Gun, ci avviciniamo al chilometro con Massimiliano Michelotto che cerca di mantenere il meglio delle energie per quello che sarà sicuramente l'importante rush finale. Arriviamo al chilometro ora 1,16,6, Nicola Del Rosso prova a spostarsi anche in terza ruota, poi c'è un ripensamento e le posizioni comunque rimangono fondamentalmente sempre immutate. Il 10, l'1 e il 2 che sono i cavalli che erano davanti all'inizio lo sono ancora, nessuno progredisce da dietro. Arriviamo agli ultimi 400 metri con un parziale delle scuderie comunque accettabilissimo, 15,2. Ora è Lenoir Treb che prova a dare lo speed quando siamo a metà della curva, ovviamente si ravviva la velocità e Massimiliano Michelotto comanda Fior di Ligi per dare il meglio. Ora che siamo vicini al palo, Fior di Ligi allunga, Massimiliano Michelotto difende la prima posizione, per il secondo posto se la giocano Coschive e Lenoir Treb, quarto è Futurama, quinto è Fairplay Fox, 1,15,4 per la vittoria di Massimiliano Michelotto, 2,5,1 è il complessivo per questa vittoria dell'allievo di Battista Congiu, guidata appunto da Massimiliano Michelotto che si vince 10 punti, la proprietà di Carlo Benfiglioli, la vittoria appunto di questa femmina da Wishing Stone e Veracruz che ci aggiudica questa seconda batteria del trofeo Anna Maria Grassi 2026.